È il momento del nostro ospite di questa sera, del regista di questa sera, e chiamo accanto a me Silvia Carobbio del comitato di selezione per introducerlo. Grazie Silvia. Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio anche io, in realtà è il mio primo anno a Pordenone ed è stato meraviglioso, meraviglioso, quindi adesso sono un po' commossa, però è stato meraviglioso, quindi ci tengo a ringraziare tutte e tutti, anche dietro le quinte, perché è stata veramente un'occasione unica e speciale. Il film che vediamo invece questa sera è Hiding Saddam Hussein. Al-Namik è un semplice contadino iracheno, vive una vita modesta ma serena. Nel 2003 però viene scelto dal presidente deposto Saddam Hussein per aiutarlo a nascondersi dai 150.000 soldati americani che lo stanno cercando. I due passeranno 8 mesi insieme. Tutti noi ricordiamo più o meno le immagini del buco in cui venne catturato, ma Alaa solamente 20 anni dopo riesce a raccontare la storia di quei giorni, di quei mesi, anche grazie delle ricostruzioni. Insieme a noi c'è Alkaut Mustafa, il regista del film, prego. E anche l'interprete con noi che ci aiuta. Caterina Bovini. Caterina Bovini, esatto. Solo una cosa brevissimamente, ora c'è una breve introduzione, però il Q&A sarà dopo il film, quindi non scappate perché appunto poi Alkaut dialogherà con me, con il pubblico, quindi vi invitiamo a restare. Do you want to say 2 words? Yeah. You look beautiful, everyone. Welcome. I am very happy to be here and welcome to the Italian premiere of the documentary feature Hiding Saddam Hussein. I am the Kurdish escaped from Iraq because of Saddam Hussein regime and his power. But I became very curious about the story behind the whole when the US soldier find him. But I started to looking for the guy who was hiding Saddam Hussein. But I didn't know it will take 10 years to make this film. I wish you and I hope you enjoy the film and I will be back for the Q&A. Thank you. Buonasera a tutti, siete tutti bellissimi, sono molto felice di essere qui alla premiere italiana del mio film Hiding Saddam Hussein. Io sono curdo, un curdo che ha dovuto lasciare l'Iraq proprio a causa del regime di Saddam Hussein e mi sono incuriosito della storia intorno a questo buco dove gli americani hanno trovato Saddam Hussein. Così ho iniziato a cercare la persona che aveva nascosto Saddam Hussein, ma non sapevo che ci avrei messo 10 anni a fare il film. E quindi buona visione e spero che rimarrete dopo per le domande. Buona visione, a dopo.